Benvenuti, oggi è mercoledì 8 maggio 2024. Il sole sorge alle 5.58 e tramonta alle 19.56. La luna sorge alle 5.50 e cala alle 20.43. Il santo di oggi è Bonifacio. Il nome Bonifacio deriva dal latino e significa che ha buon fato. L'8 maggio in tutto il mondo si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa. La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell'associazione. L'obiettivo della celebrazione di questa giornata, delle manifestazioni in piazza, è quello di avvicinare la cittadinanza al movimento della Croce Rossa e far conoscere quali sono i compiti svolti dai volontari. Vittorio Sgarbi festeggia 72 anni. Laureato in filosofia con specializzazione in storia dell'arte, Sgarbi ha iniziato la sua carriera come ispettore per i beni storici e artistici del Veneto. La notorietà è arrivata grazie alla partecipazione a Maurizio Costanzo Show su Canale 5 e poi è diventato famoso per i suoi interventi polemici. Ha ricoperto anche vari incarichi politici, incluso quello di sindaco di Salemi e sovrintendente al Polo Museale di Venezia. Recentemente è stato sottosegretario alla cultura nel governo Meloni, ma si è dimesso a causa di un'indagine. Alberto Cotta, ramusino, conosciuto come Tananai, compie 29 anni. Emerge nel panorama musicale italiano partecipando a Sanremo Giovani nel 2021 e successivamente al Festival di Sanremo 2022 col brano Sesso Occasionale. Nonostante l'ultimo posto al festival, guadagna fama con il successo virale di Baby Good Damn su Spotify e altri successi come La Dolce Vita con Fedez e Mara Sattei. Ritorna a Sanremo nel 2023 con Tango. Franco Baresi celebra il suo 64esimo compleanno. Leggenda del calcio, soprannominato Kaiser Franz, ha trascorso tutta la sua carriera al Milan, dove ha vinto numerosi titoli nazionali e internazionali. È stato vicino a vincere il pallone d'oro nell'89, finendo secondo. Baresi ha giocato nella nazionale italiana per 13 anni, diventando campione del mondo nel 1982 e vicecampione nel 1994. Ha partecipato a 3 campionati del mondo e 2 d'Europa. Sembrava impossibile raggiungere la vetta più alta del mondo senza bombole di ossigeno. Eppure l'8 maggio del 1978 l'alpinista altoatesino Reinhold Messner è riuscito per la prima volta ad arrivare sulla cima dell'Everest in condizioni fino a quel momento impensabili. Forse per questo qualcuno lo ha accusato di aver barato utilizzando di nascosto delle mini bombole. Avete mai pensato perché usiamo le bacchette per mangiare riso, noodles e sushi? Questa tradizione risale alla Cina della dinastia Shang. A causa di un boom demografico, i cibi venivano cucinati in piccoli pezzi per risparmiare risorse e velocizzare la cottura. Le bacchette, economiche e facili da usare, si affermarono come utensile principale. Oggi sono diffuse in tutto il sud-est asiatico e realizzate in materiali come legno, bambù, metallo e plastica. Un utensile pratico che è anche simbolo di una ricca tradizione culturale. Buongiorno ai 12. Oggi è luna nuova, riparte lo zodiaco sotto gli influssi di speranze che si rinnovano e agitano di nuovo gli animi. Ariete. Una luna nuova molto vantaggiosa proprio perché pone le basi di una prospettiva oggettiva ma anche affettiva, una luna nuova congiunta a Venere e a Sole e poi ad Urano e a Giove, ma tutta questa carrellata di emozioni, di novità, di prospettive servono a farvi vedere la vostra vita con i mezzi giusti in una chiave molto più ambiziosa. Toro, la luna si compie nuova nei vostri gradi, speranze, desideri, proiezioni, affetti, insomma potete proprio sognare, fatevi
di tutto. Del resto, gli aspetti planetari oggi sono molto compatibili e non c'è niente che possa turbare la vostra paciosa voglia di amare. Gemelli, una luna nuova che parla un po' di nostalgia proprio perché è nella vostra 12ª casa ideale, muove delle corde del vostro cuore molto complesse. Siete pronti di nuovo a ripartire ad amare? E beh, oggi è una giornata ideale per convincervi che una parte del vostro passato è chiusa e se ne apre una nuova. Cancro, la vostra luna oggi fa delle vere e proprie meraviglie proprio perché si compie nuova, congiunta al Sole, a Venere, a Urano e a Giove. Chi più ne ha più ne mette. È una luna poliedrica che può fare di tutto, soprattutto se parliamo di ambizioni lavorative e di desideri da realizzare. Forse c'è un po' troppa carne al fuoco, siete selettivi. Leone, e beh, è una luna nuova di quadratura questa, quindi probabilmente può togliere il velo illusorio sulle cose che credete siano abbastanza sicure. Forse una sana critica e una buona analisi vi aiuteranno a capire che anche se tutto non è perfetto, sicuramente avete molto in mano. Cercate però di andare fino in fondo in quello che ancora non vi convince. Vergine, è una giornata molto bella oggi proprio perché la luna si compie nuova di trigono portando con sé tutto l'effetto planetario di Venere, Urano, Sole e Giove. Ecco, era proprio quello che vi serviva per riprendere un po' di carica, per darvi energia, per rinnovare le speranze e soprattutto per progettare e costruire con una persona a voi cara. Bilancia, la giornata di oggi fa vibrare comunque la bella Venere, il vostro pianeta, anche se molto distante in gradi da voi. Ricominciano i desideri, le pulsioni, anche se un po' di confusione non vi permetterà di metterle veramente al fuoco, ma non è importante in questa fase che sappiate perfettamente ciò che volete. Scorpione, la luna si compie nuova in opposizione, quanto mai lucida per farvi avere delle intuizioni risolutive rispetto a quelle che sono le situazioni da risolvere nella vostra vita. In ambito lavorativo vi si chiede comunque una maggiore mobilità, si stanno preparando tempi e modalità che vi porteranno a essere, vostro malgrado, più dinamici. Sagittario, la giornata di oggi è una giornata che prevede il coinvolgimento del vostro Giove in una stellium planetario che mischia tanti elementi e tanti fattori, e se fosse proprio questa la giornata giusta per firmare qualcosa o intraprendere un impegno economico o immobiliare di rilevante importanza per le vostre vite? Beh, gli astri dicono di sì. Capricorno, questo magnifico novilunio in Toro porta con sé dei grandi vantaggi per voi, proprio perché tutti questi pianeti sono in trigono, l'aspetto del sublime, l'aspetto che vi dà tutti i mezzi per poter realizzare ciò che sognate. Giove, Urano, Sole, Luna e Venere, e che più vi serviranno assolutamente per riflettere sul fatto che state bene e avete conquistato molto. Non abbiate fretta. Acquario, a proposito di frettolosi nello zodiaco, oggi questo novilunio difficilmente rispetterà la vostra agenda, i vostri tempi e la vostra tabella di marcia, ma coinvolgendo anche in parte Urano, una nuova ispirazione e qualche nuova idea verrà sicuramente fuori. Sorprendenti come sempre, vostro malgrado e anche un po' riluttanti, vi troverete comunque a partecipare a qualcosa che alla fine vi farà soddisfatti, quindi niente muso lungo e non siate ritrosi. Pesci, la giornata di oggi è una giornata molto bella proprio perché il vostro Saturno riceve dei sestili poderosi da Sole, Luna e Venere. Tutto è chiaro in amore e anche voi volete comunque costruire qualcosa di speciale. E se fosse arrivato veramente il momento per gestire una parte della vostra vita all'insegna della coppia senza troppe incombenze collaterali, parlatene con il partner. Mancavano solo 8 minuti alla fine della sessione di prove sul circuito di Formula 1 di Zolder in Belgio. Il canadese Gilles Villeneuve aveva deciso di effettuare un altro tentativo con la sua Ferrari. Dopo alcune curve, il sorpasso fatale, toccando la macchina che la precedeva, la rossa, ha cominciato a girare su se stessa, schiantandosi contro un palo che sosteneva le reti di protezione. Così a 32 anni ha perso la vita uno dei piloti più spettacolari della storia.
come fare per recuperare tutti gli episodi di Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Renato Caccioppoli, matematico di grande talento, era noto per il suo spirito anticonformista. La sua vita è stata segnata da gesti di protesta contro il regime fascista, tra cui spicca la serata in cui finanziò un'orchestrina per suonare la Marsigliese in un ristorante e tenne un discorso antifascista di fronte a importanti gerarchi, azione che lo portò ad essere ricoverato in manicomio. Fu un altro episodio a renderlo famoso, quando passeggiando per le strade di Napoli con un gallo al guinzaglio, in risposta ad una norma fascista che proibiva agli uomini di camminare con cari di piccola taglia, cercò di preservare l'immagine della viralità. Negli ultimi anni si isolò sempre di più, trascorrendo tempo solo con emarginati e barboni. La sua storia si concluse tragicamente l'8 maggio 1959, quando si tolse la vita con un colpo di pistola. Ci salutiamo con la frase del giorno. I consigli sono raramente graditi e quelli che ne hanno più bisogno sono anche sempre quelli a cui piacciono meno. Però io sono convinta che i consigli che vi diamo noi col nostro almanacco vi piacciono ed è per questo che siamo pronti a dispensarne altri anche domani. Quindi per il momento buona giornata e ci vediamo alla prossima puntata.